Presidente, nuova stagione per il Calcio Vittorio Veneto, con un nuovo presidente. Sì, è una nuova stagione, è un nuovo presidente, è un compito impegnativo, come dicevo prima, e importante, che colgo con grande entusiasmo. La società che ho trovato è molto professionale, preparata, e sono sicuro che riusciremo a fare un grande lavoro tutti insieme. Sì, di sicuro darò un supporto personale, ovviamente il cambio è stato fatto in famiglia, mio padre era il presidente precedentemente e quindi la sua presenza sarà comunque sempre molto importante e pian piano cercherò di prendere in mano quello che gestiva lui. Ci vorrà del tempo, il passaggio di consegna è sempre una cosa che richiede tempi e struttura, e quindi sono sicuro che il tempo poi porterà la soluzione e quello che verrà poi il futuro della società. È arrivato un direttore generale nuovo, Maurizio Costantini, che tutti conosciamo, staff tecnico riconfermato. Che campionato avete intenzione di fare e che cosa vi proponete di fare? Maurizio Costantini è stata la prima persona che ho conosciuto, un professionista veramente molto competente, in qualità di direttore generale sta portando avanti in autonomia tutta una serie di decisioni e scelte, in collaborazione ovviamente con la società, e il mister, lo staff tecnico è stato riconfermato, e gli obiettivi di questa stagione sono sicuramente di fare bene. La squadra è stata costruita, una squadra attualmente giovane, però con giocatori di qualità, con giovani di qualità, supportati da alcune figure di una certa esperienza che ci siamo tenuti o siamo andati a cercare, che sicuramente possono fare bene e portare tutti quanti il loro contributo. Comincerete già prossimamente, il 5 agosto, poi i tornei, insomma ormai è calcio fatto ormai. Sì, ormai è ora di iniziare, la preparazione inizia lunedì prossimo, il 31 luglio, al Marco Polo. Poi il mister e lo staff tecnico hanno organizzato parecchi amichevoli, fino a concludere con l'usuale torneo di Cappella Maggiore, e poi inizierà subito Coppa Italia, campionato, ormai poco più di un mese e si parte.